è iscritta a parlare l'onorevole Vargiu, ne ha facoltà. Presidente, grazie. Colleghi parlamentari, rappresentanti del Governo. Anche se condivido il ragionamento, una parte del ragionamento del collega Michele Piras, a cui non piacciono i numeri, anche a me non piacciono particolarmente i numeri, però qualche numero che è stato nel sentire comune della maggior parte dei colleghi che sono intervenuti è utile ricordarlo. È utile ricordare che il nostro Paese, l'Italia, è in recessione dal 2007 e che questo ha comportato una contrazione del prodotto interno lordo italiano calcolato in modo diverso, tra il 13 e il 15%. Questo è il contesto in cui stiamo discutendo oggi la mozione che riguarda il presente e io spero anche il futuro della Sardegna. E quali sono i numeri della Sardegna? Guardate, l'hanno ricordato i colleghi, io credo di volerne usare soltanto due. Il 54% di disoccupazione giovanile, il 25% di dispersione scolastica. Sono due numeri legati l'uno con l'altro. Aggiungo altre due riflessioni. Il peggior residuo fiscale negativo d'Italia, cioè la maggior differenza tra ciò che viene prodotto e ciò che lo Stato manda per assistere, è uno dei più importanti, conseguentemente, disavanzi nei conti pubblici territoriali. La Sardegna ogni anno prende 5 miliardi dallo Stato per poter sopravvivere. Bene, un cimitero, quello che va detto e va detto con serenità ma con sostanziale appropriatezza di termini, è che oggi la Sardegna è un cimitero e che la classe dirigente della Sardegna, di cui la politica ovviamente è parte importante, rischia di fare il guardiano del cimitero. Quali sono i guardiani che la Sardegna manda in questo Parlamento? Io credo che ricordare anche i numeri dei parlamentari espressi dalla Sardegna ci aiuta. La Camera 18 parlamentari su 630, al Senato 8 parlamentari su 315. Anche la dimensione della rappresentanza dei sardi, qualora ci fosse un'unità nel rappresentare i problemi e nel chiedere le soluzioni da parte dei parlamentari sardi, dà l'idea di quanto poca cosa numericamente siamo. E il numero delle mozioni presentate, anche la nostra difficoltà a scrivere un'unica mozione sullo stimolo che il collega Cappelli ha dato, dà l'idea di quanto ognuno di noi, come dice Settimo Nizzi, la pensi a modo suo. Centu goncas, centu berrittas. E anche il fatto che io lo pronunci in modo diverso da come l'ha pronunciato Settimo Nizzi dimostra quanto sia difficile trovare in Sardegna un'unità. Allora, ha ragione Cappelli, il problema non è un problema sardo, è un problema italiano, perché che la classe dirigente oggi presente in Sardegna non ce la faccia, è certificato, è sotto gli occhi di tutti. E devo dire che anche la sensibilità e la percezione che di questo problema si ha in Sardegna ci aiuta a riflettere qualcosa. Il collega Piras ha citato alcuni esempi. Io voglio citare una percezione diffusissima in Sardegna. Se voi volete farvi un amico un sardo, ripetetegli una cosa che lui pensa. Sei seduto, voi sardi siete seduti su una miniera d'oro e non la sfruttate. Io chiedo ai pochi colleghi parlamentari sardi presenti in aula quante volte abbiano sentito dire questa roba. Voi sardi siete seduti su una miniera d'oro e non sapete sfruttare, non la sfruttate. Cosa fanno i sardi? Beh, i sardi pensano, siccome noi siamo i migliori del mondo, perché i sardi sono un po' autoreferenziali, allora c'è qualcuno che ci impedisce di sfruttare la miniera d'oro. E nasce l'idea che ci sia qualcuno che impedisce alla Sardegna di poter sfruttare le sue immense potenzialità. Io non credo che siano immense le potenzialità della Sardegna, io credo che siano poche e purtroppo non sfruttate. E purtroppo nella testa dei sardi c'è che spesso c'è qualcuno che ce le impedisce di sfruttare. Noi sardi siamo dei grandi difensori dell'ambiente, teniamo moltissimo al nostro ambiente. Bene, voi fatevi un giro delle strade statali o provinciali della Sardegna e controllate lo stato delle cunette della Sardegna, controllate se per caso in quelle cunette ci sono delle vere e proprie discariche a cielo aperto e poi chiedetevi se sono i sardi
o qualcuno che viene da fuori che ci impedisce di sfruttare la miniera d'oro e che ci sporca le cunette a creare quel disastro. Ecco, uno dei nostri limiti è che spesso andiamo a cercare fuori colpe che sono nostre. Però vi devo dire, in realtà qualche colpa fuori tutto sommato c'è. Ed è la conclusione del ragionamento che io faccio chiedendomi anche il rito di quest'Aula, il rito in cui noi stiamo illustrando una mozione che per ciascuno di noi è importantissima per la Sardegna, col solito meccanismo di quest'Aula, cioè Aula semivuota, pochi deputati, credo, chiedo a chi non è nato in Sardegna perché è in Aula, però... Guardi che se si dà uno sguardo si rende conto che il 50% degli eletti in Sardegna sono in aula, quindi diciamo sono quelli. Quindi un numero elevato rispetto ai numeri normali, però il ragionamento è che sempre quando siamo in aula a discutere le mozioni il rito è che siamo pochi. Però secondo me ha un senso ugualmente esserci, ha un senso esserci con passione. Dicendo, io lo dico con chiarezza, anche sulla mozione di cui sono sottoscrittore e potrei essere sottoscrittore di tutte le mozioni, però non vorrei che le mozioni fossero una lista della spesa, non vorrei che le mozioni fossero l'ennesima enunciazione dei tantissimi problemi che noi abbiamo in Sardegna e l'ennesima enunciazione di impegni del governo che... il povero governo, se potesse davvero risolvere i problemi che noi enunciamo, forse farebbe anche qualcosa per risolverli. La nostra sensazione è che se anche lo impegniamo e se anche il governo dà un parere positivo a tutti i nostri impegni, se non li ha risolti sinora, forse non è perché non abbiamo fatto la mozione in aula, forse ci sono altri problemi. Ecco, allora io credo che il tema sia uno solo ed è risuonato in quest'Aula. E cioè noi sardi non abbiamo più idea, se mai lo abbiamo fatto, di andare in giro col cappello delle elemosine. Non ci appartiene per dignità, non ci appartiene per cultura, non ci appartiene per orgoglio. Però noi sardi ci ricordiamo di una cosa, di un detto di Einstein che diceva: folle è pensare che facendo sempre le stesse cose si ottengano risultati diversi. Ecco, allora il nostro ragionamento alla fine è questo. La Sardegna deve chiedere basta con l'assistenza, basta con i pesci con cui siamo stati tenuti in schiavitù e in servitù e non abbiamo mai imparato a pescare, perché qualcuno ha preferito tenerci servi. Ecco, tra la Sardegna e l'Italia oggi ci vuole un confronto alla pari sui diritti e sui doveri di cittadinanza dei sardi, che devono essere uguali rispetto a quelli di tutti gli altri cittadini italiani. L'assistenza serve per non morire, ma oggi la Sardegna e i sardi, Presidente, vogliono vivere e vogliono cambiare.